Se è ancora in forza l'arrivo delle salme dei militi ignoti, di sicuro domenica prossima, 24 maggio, si terrà la cerimonia di riapertura del Tempio Ossario di Bassano. Una battaglia vinta da Rete Veneta, scesa in prima linea costituendo l'apposito comitato, ed è ufficiale anche il nome della madrina dell'evento, Carla De Zen Mattarucco, testimone all'inaugurazione del Sacrario di Bassano nel 1934. Abbiamo accolto la vostra proposta, dico vostra perché dico dei telespettatori di Rete Veneta. Di Rete Veneta il conto alla rovescia ce l'avete dato leggendo quei nomi, i nomi dei caduti che non hanno più avuto un fiore né una preghiera. E quindi abbiamo chiesto unanimemente, come comitato riapriamo il Tempio Ossario, abbiamo chiesto alla signora De Zen di essere la madrina. Era presente allora, era in quarta elementare, allora si ricorda tutto perfettamente, sarà presente il 24. Sarà lei a tagliare il nastro per rientrare nuovamente nel nostro Tempio Ossario. Sarà una forte emozione, non soltanto per la gente di Bassano, sarà una forte emozione per un'Italia intera. Sì, per tutti, e credo che dal giorno dopo dovremmo andare a richiamare tutti i parenti di questi caduti e dire loro che a Bassano è successo qualcosa di importante. Una popolazione ha deciso di chiedere che fosse riaperta il proprio monumento nazionale, e diremo a tutti i familiari: venite perché i vostri cari sono stati riaccolti nella comunità nazionale, perché quelle porte chiuse facevano male a tutti.